Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa pagina informativa del mattino. Versa in gravissime condizioni all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva un cinquantenne che questa mattina intorno alle 8:30 a Percoto, all'intersezione tra via Sturzo e via San Mauro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'uomo stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è andato a impattare contro una vettura, quest'ultima, finita contro un muretto di delimitazione di un'abitazione. Il Centauro è stato sbalzato per circa 7 metri, rovinando il suolo e riportando un grave trauma al capo. Secondo le ultime notizie era incosciente. Stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza al nosocomio del capoluogo friulano. Illeso il conducente e l'altra persona all'interno dell'auto coinvolta nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la bonifica della sede stradale. Ieri sera alle 21:17 si è verificato un terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a 1 chilometro da Torreano e ipocentro a una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita in diversi comuni dell'Interland cividalese. Diverse le chiamate al numero unico d'emergenza 112 per ottenere informazioni. Per fortuna nessun danno a cose e persone. I volontari delle squadre comunali di protezione civile di Moimaco e Cividale sono usciti per il monitoraggio del territorio. Il tutto è rientrato poco prima delle 22. Sono continuate anche nella giornata di ieri le operazioni di contenimento e messa in sicurezza del tratto navigabile del fiume Corno, interessato da uno sversamento di sostanza oleosa inquinante nella zona di Porto Margaret, nell'area industriale Aussa Corno, a San Giorgio di Nogaro. In campo i volontari della locale squadra comunale della protezione civile, attivati dalla Capitaneria di Porto, con cui hanno operato in sincrono in queste ultime 2 giornate. Ieri sono stati posizionati altri 70 metri di panne assorbenti. Le attività sono continuate in condizioni meteo non facili vista la fitta nebbia. Nella giornata di oggi si renderà necessario l'impiego di ditte specializzate per l'aspirazione della sostanza oleosa. Grazie per la visione e l'ascolto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.